Bisogna indire 2 referendum per impedire il moltiplicarsi delle trivellazioni in Adriatico soprattutto e anche negli altri mari d'Italia. Fermiamo le trivellazioni. I comitati ambientalisti del Veneto incontrano i capigruppo in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini per stringere un'alleanza contro le estrazioni del metano in mare. Perché sono molto pericolose. La subsidenza non è una balla. Ravenna è andata sotto di 1,20 m negli anni scorsi, ha perso tutta la spiaggia, Porto Tolle di 3 metri addirittura a causa della perforazione per il metano. Con i comitati ambientalisti che promuovono i referendum contro l'estrazione del metano in mare ci sono anche alcune cooperative di pescatori che si sentono minacciate dal pericolo derivante dall'inquinamento degli idrocarburi e l'associazione degli albergatori che a causa della subsidenza rischiano di perdere ogni anno un pezzo di spiaggia e per questo chiedono a Zaia di indire 2 referendum abrogativi nella primavera del 2016. Referendum abrogativi di 2 articoli, uno che deriva dal governo Monti del 2012 che permetteva una serie di perforazioni che erano state vietate 2 anni prima dalla ministra Prestigiacomo, l'altro dello sblocca Italia, quindi il governo attuale, che dà ulteriori accelerazioni e facilitazioni. Tanto il problema è che se non facciamo presto queste autorizzazioni arrivano in porto e quindi il referendum ha meno validità, quindi vogliamo che entro il 30 settembre ci siano queste delibere. La superficie di mare Adriatico e Ionio interessata dall'attività estrattiva sarebbe di 130.000 km², pari a circa la metà di tutta l'Italia. La produzione che potrebbe arrivare da queste trivelle riuscirebbe a compensare circa 8 settimane del fabbisogno energetico di gas metano. Quindi parliamo di un'inezia rispetto appunto a quello che è il fabbisogno complessivo di energia in Italia. Insomma, il ricavo rispetto al pericolo dei danni ventilati dalle associazioni ambientaliste è davvero esiguo. Il 22 settembre dunque il Consiglio regionale Veneto discuterà se promuovere i 2 referendum, anche se i segnali positivi ci sono tutti, dal momento che oggi i capigruppo di tutti i partiti hanno già espresso il loro appoggio a questa battaglia. Oltre al Veneto ci sarebbero anche l'Abruzzo, la Puglia, le Marche e l'Emilia Romagna. Il vero petrolio per noi è il turismo e la pesca e non sono queste poche tonnellate di metano che potrebbero darci più guai che non vantaggi.